chilometri, ma cosa sta per succedere? Per il momento per un pochino dovremo abbandonare quelli che sono i numeri, quelli che sono i nomi dei campioni che poi ovviamente vi racconteremo, per aprire un'altra parentesi, un altro racconto. Chi ha visto il Giro d'Italia sa che in tutte le edizioni parliamo di Autostrade per l'Italia e di Polizia Stradale, perché Autostrade per l'Italia, il Giro d'Italia va a premiare l'impegno per la sicurezza stradale e per questo motivo consegna un riconoscimento alla Polizia Stradale, che lavora in stretta collaborazione per andare ad assicurare il rispetto del codice della strada, e proprio operatori che grazie al loro impegno contribuiscono alla sicurezza della viabilità. Noi li chiamiamo i nostri angeli custodi perché non ci accorgiamo della loro presenza, ma ci sono sempre quando abbiamo bisogno. Lo vedremo con degli esempi anche quest'oggi, loro sono pronti ad aiutarci. Alla partenza di questa tappa quindi da Modena Cattolica vado a citare coloro che saliranno sul passo, poi vedremo tutte le motivazioni ovviamente del caso. Chiamo innanzitutto il direttore del terzo tronco di Bologna, Dino Donato Maselli. Chiamo anche il dottor Angelo Ruggeri, vicequestore, e chiamo Martina Ramuto. Modena, facciamo un applauso? Lo facciamo solo a fiducia, poi lo facciamo perché lo faremo, perché vi racconterò la motivazione. Alla partenza di questa tappa, quindi Autostrade per l'Italia, consegna per mano del direttore del terzo tronco di Bologna, Dino Donato Maselli, un premio all'assistente coordinatore Franco Marella, che quest'oggi purtroppo non può essere qua con noi, ma va a ritirare il premio al dottor Angelo Ruggeri, vicequestore, che ringrazio ovviamente per la presenza, e all'agente Martina Ramuto in servizio presso il centro operativo autostradale di Bologna per aver arrestato la corsa contromano di un veicolo sulla A14 e messo in sicurezza gli automobilisti in transito. Quindi a loro, per loro credo, chiedo un grandissimo applauso. Fate pure due passi avanti, così eccoci qua anche per le nostre telecamere, i nostri fotografi. Grazie per tutto quello che avete fatto. Ringrazio quindi Martina Ramuto, un ringraziamento anche se a distanza da Franco Marella, grazie per essere stato presente al dottor Angelo Ruggeri, vice questore, ovviamente direttore del terzo tronco di Bologna, per la sua presenza. Grazie ancora. E noi andiamo